Allora, facciamo così. Facciamo così. Salve, prego, entri. C'è qualcosina che non va. Non mi trovo io su alcune cose, quindi sto cercando un attimino di sistemare. Ok, ecco qua. Non c'è due senza tre. Oh, prego, prego, potete tutti, dottor Cree. Il problema è che Control stasera, giustamente, quello è abituato che lo apriamo una volta a settimana. Ma non se l'aspettava oggi, capì? Quindi, visto che ha dato tanto l'altro giorno, forse l'abbiamo preso un attimo che dormiva. Mo' il tempo che si sveglia. Penso si sia cambiata qualcosa e aveva un po' di prurito, mettiamola così. Allora, di nuovo l'errore di Epic. Quindi faccio fare un bel controllo a tutti i file perché non vorrei che ci sia qualcosa che non quadra. Oh, guarda che comica la cosa comunque, eh. Cioè, non scherzo. Me la sto prendendo comunque con tranquillità perché comunque è un dono in più che ci è stato dato. Quindi, vabbè, dai, stasera facciamo un po'. Non dovevo esserci neanche. Poi, visto che sono rimasto a casa alla fine, ho detto, sai che c'è di nuovo? Vai. Poi ho avuto un segnale divino, Christian, quindi ho detto no, devo farlo per forza oggi, qualcosa relativo ad Alan Wake. Quindi faccio fare la verifica dei file e vediamo un attimino se si desta in qualche modo. Ah, mi sono dimenticato di prendere un bicchiere. Allora, tu diciamo che una delle cose che mi hai scritto stamattina, quando l'ho letta, la lacrimuccia me l'hai data, che ti sei messo su un'ottima strada, ti sei messo. Ti ricordo sempre per come sto vedendo io la trama e per come l'ho voluta collegare io, tentando, ecco, anche di spiegare tutto. Poi, se non è così, ci saremo sbagliati, però gli indizi sembrano portare tutti in un'unica direzione. Diciamo, l'espressione corretta è stata detta anche un attimo in maniera colorita e napoletana. Guarda sto bastardo, guarda questo bastardo, cosa è andato a dire? Quindi ha detto bravo Christian. E prima che me lo chiedi, non ti dirò assolutamente qual è questa frase, quindi già proprio non farti idee che te lo dica. Posso dare un indizio, però, nel frattempo che cerchiamo di capire Control cosa voglia fare stasera. Non pensare che sia una delle cose grosse che hai scritto. Magari ciò che è importante è qualcosa di un pochino più piccolo. No, 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 non vedere a livello di numero di caratteri, numero di parole. No, 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 no. Tu hai scritto un insieme di parole indicando un qualcosa che è il tema centrale, secondo me. Ho detto, ah, però. Allora, è al 55%. Se no cerco di capire perché fa questo errore. Che strano, basta riavviare il computer e si avvia il titolo. Ma dall'altra volta ce lo sta facendo, eh.
Una cosa che non ha mai fatto. Ok. No, 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 al momento lo schermo è nero perché il gioco l'ho chiuso un attimo, ho aperto un attimo l'Epic Store e gli sto facendo fare un controllo su tutti i file del gioco. Che mi sembra strano che mi dia quell'errore all'avvio. Ogni volta che lo avvio, non so se a voi si vede, mi dice guarda, il gioco lo devi avviare dal launcher e si blocca. Il problema è che c'eravamo poco fa nel gioco. Quindi mo gli faccio fare un attimo una verifica dei file e se no vediamo un attimino come fare per. Perché io di qua ce l'ho disattivato. Ok, quindi lo vede come finestra esterna, va bene. Anche perché adesso non mi riconosceva che c'era la scheda video Nvidia, quindi. No, sarà qualche sciocchezza alla fine, Christian. È che ho fatto un pochino di più oggi, quindi sono stato un pochino più pieno. Ho fatto l'aggiornamento e ti dico la verità, mi sono il solito controllo che faccio sempre quando faccio qualche aggiornamento, soprattutto alla scheda video. Ho detto, vabbè, non dovrebbero esserci problemi. Il punto è che all'inizio della live, proprio i primissimi minuti, io ci sono entrato dentro, funzionava tutto correttamente. Sono uscito un attimo proprio normalmente dal gioco perché ho detto ok, così il tempo che arriva Christian mi aggiusto la chat, mi aggiusto le varie cose e iniziamo subito. Oh, non l'avessi mai detto. No, sai cos'è? Sai cos'è, Cri? Ho dato un paio di risposte che credo abbiano seccato qualche persona oggi. Abbiano dato un pochino di fastidio. E quindi giustamente, tanto ci vado col nome del canale perché non c'ho problemi. Le gufate poi ti prendono. Anche perché sbaglio abbiamo fatto circa 2 ore e mezza 2 giorni fa. Non è che dice l'avete giocato l'ultima volta 8 mesi fa. Poteva essere successo di tutto. No, 2 giorni fa ci abbiamo giocato. Magari può essere opera del signor Graffio, Christian, chi lo sa. Sappiamo che a lui piace romperci i coglioni in molti modi, quindi. Eh sì, io conoscevo soltanto la parte iniziale, quello stile, quei colori, il personaggio in bianco e nero, eccetera. Quello che è successo alla fine, in quello che sembra essere, tra virgolette, il mondo reale, non sapevo ci fosse quella cosa. No, assolutamente no. Quindi è rimasto anche lui un piacevole sapore in bocca. Infatti mi sono svegliato stamattina, quando poi ci siamo sentiti con Gianmarco, ci siamo detti la stessa cosa. Allora, verifica in corso. Ma per forza lui. Allora, dice che è andato tutto a posto. Va bene. Dice che ha sistemato, ha fatto cose, ha visto, ha detto. Va bene, io ti credo. Quindi adesso mi fai entrare? Posso pensare di poter giocare stasera?
Che poi perché non c'è il cross save, perché io ce l'ho pure su PS5, quindi scaricavo un attimo e via. E invece è entrato. Christian, io ci sono ancora, tu ci sei ancora? Ok, si è settato tutto lui tranquillamente. Allora, ecco qua. Regola numero uno con qualsiasi launcher esistente, Steam, GOG, Epic, qualunque. Se un gioco dà problemi, verifica, ci perdi un po' di tempo per riscaricare qualcosina, però tutto si risolve. Allora, benvenuti a tutti dopo soltanto 20 e passa minuti. Buonasera Christian, ci siamo? Allora, vediamo un po'. Noi l'altra volta ci siamo lasciati, come dire, in un punto alquanto interessante. Abbiamo trovato un ulteriore collegamento come a noi piace e dobbiamo finire un attimino di esplorare tutta la zona di contenimento per vedere il bureau ad Ordinary che cosa ha trovato. Quindi noi possiamo riandare qua. Allora, comunque sono un po' di punticini esperienza. Ok. Allora, abbiamo iniziato la puntata col botto sotto vari punti di vista, quindi un pochino di riscaldamento lo abbiamo fatto. Allora, noi ci eravamo lasciati esattamente qui, Christian. Quindi noi dobbiamo continuare da quest'altro lato. Vediamo un attimino cosa c'è. Che a questo punto ogni documento, ogni cosa può essere utile. Anche perché nota il collegamento che è stato fatto. Mettiti dalla parte un attimino di Remedy. Come posso collegare le due opere? Hai fatto ritrovare un'audiocassetta nella parte di gameplay, nella zona dove si parla palesemente della storia di Jesse e che dall'inizio del gioco ti dicono e ti fanno capire che lei proviene da un posto dove è accaduto qualcosa di particolare e quindi far trovare quell'audio lì e collegare il nome di Thomas Zane attraverso il discorso che le fa la psicologa, minchia. Vedi, basta una semplice parola, basta un semplice nome nel punto giusto e portare avanti la trama anche di quella cosa lì. Che tu ti ricordi cosa ha detto la psicologa la volta scorsa? Questa è una poesia del poeta Thomas Dane. È possibile che era una psichiatra e mi sto confondendo io. Comunque abbiamo capito il senso. Comunque sì. Ok. Quindi può darsi ricorda male lei riguardo Thomas Zane. Può darsi a questo punto che ci può essere qualche altro documento. I dettagli sono principalmente basati sui colloqui condotti con Dylan Faden. Vedere il colloquio e per le informazioni rilevanti.
e le sessioni di terapia di Jesse Faden, oltre che le prove circostanziali trovate nel sito di Ordinary. In più tiene velato l'incidente industriale. Esatto. Notare che i dati forniti dalle tre fonti contengono informazioni contrastanti. Esempio, Dylan dichiara che ci fossero 8 diapositive per il proiettore. Jesse parla di 9 diapositive. L'agenzia ha trovato una diapositiva intatta, designazione 36, e i resti bruciati delle altre 6. Sfortunatamente queste diapositive non sono troppo danneggiate per essere usate nel proiettore. Si crede che Jesse Faden sia il responsabile che ha bruciato le diapositive. Note. Dottor Darling ha ordinato che l'intera discarica di Ordinary venisse portata all'agenzia per esami ed analisi, con la speranza di trovare altre diapositive o materiali alterati. A causa dello spazio limitato del settore investigazioni, questi EMA verranno analizzati nel settore di contenimento. Quindi loro hanno preso letteralmente dei campioni sperando di riuscire a recuperare in qualche modo le diapositive che mancavano. Allora, noi continuiamo di qua a questo punto. Ecco qua. Sì, che effettivamente, se ci pensiamo, trasportare tutta sta roba da una città all'altra e nessuno se ne rende conto è un'impresa che solo il bureau effettivamente può essere in grado di fare. Allora, ordine di interruzioni dei lavori alla discarica. Per ordine del dottor Darling, ogni lavoro nella discarica di Ordinary deve cessare immediatamente. Le risorse saranno assegnate al dipartimento di... Seguiranno ulteriori dettagli. L'area sarà sigillata alla fine del mese. Si prega di rimuovere tutti gli oggetti personali prima di tale data. Ogni diapositiva fotografica, il tipo usato nel proiettore, trovata nell'area deve essere consegnata al dottor Darling immediatamente. Quindi, Christian, secondo te le diapositive in realtà quante ne sono? Credi a quello che ha detto Dylan o a quello che ha detto Jesse? Forse Dylan. Ok. Allora, vediamo qua dentro che c'è. A noi i nemici sono secondari, a noi ci serve la lore. Cioè, con quello che stiamo trovando in giro, secondo te qualcuno ci può fermare e dirci qualcosa, Cri? Cioè, diciamoci la verità. Secondo te io quando ho giocato questo titolo per la prima volta, con quale spirito l'ho affrontato? Ok, ho dato un messaggio giusto adesso. No, no. Vai giù. Palla l'ho distrutta. Oh, supervisore. Cattivo, 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 non si fa. Oi, sei tu, buonasera, settone. Senti, quando arrivi tu sono sempre esplosioni di gioia. Poco troppe esplosioni. No, tante esplosioni per setti, sì, tante, tante, però non queste qua.
No, queste qua, no, queste qua. Pettone, tutto bene? Scusami, c'ho un attimo un po' di gente. Allora, c'è Setti. Facciamo le persone serie e a modo. Ah, che fai tu stasera? No, io in realtà non dovevo neanche essere in live. Sono successe un paio di cose, sono rimasto a casa, ho detto a questo punto facciamoci una bella live di Control col gioco che non voleva partire e abbiamo perso mezz'ora, però va bene, va bene. Allora, aspetta, tu stai rompendo un pochino le scatoline, eh? Sei un po' troppo agile. Aglia, 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 fatto male. Tuca. Ok, è andata. Tua sorella. Anche tua sorella. Ah, no, allora non mi posso proprio accostare se tu... No, no, no. Anche perché forse io per inizio dicembre lo vorrei iniziare, quindi con la memoria a breve termine, ma non così tanto. Vaffanculo, t'ho preso. Oh, a posto. Buonasera, Settone. Ah, poi al limite, ma tu l'hai messo censurato per poterlo fare in live, giusto? Ti faccio sapere domani perché devo avere pure la conferma da parte di Gianmarco. Oh, 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 qui c'è qualcosa. Copertina dell'album. Oh, ma tu guarda. Che strano, non l'avrei mai detto. Ah, basta. Ah, ok. Oppure se si vedono cazzi non so. Ah, ok, a posto. Che io pensavo servisse prendere qualcosa. Che ho visto c'erano delle mod su Nexus per censurarlo, eccetera. Pensavo servisse prendere una su quello. Quindi se prendo la versione da Steam posso andare tranquillamente. Ok, fammi sapere poi se ti dà problemi, se ti dice qualcosa, che così lo prendo pure io su Steam, lo porto in live e faccio subito subito. Dai, ti mando un bacino e ci sentiamo domani. Come so qualcosa ti aggiorno. Allora, Cri, è un altro tassellino. Ciao, Setto, buona live. Un altro settino lo abbiamo messo. Credo di aver avuto 9 anni quando ho trovato l'album degli Old Gods di mio padre e sono subito diventata una fan. Però bisogna memorizzare, va bene. Rebirth, rinascita. Eh, noi sappiamo che Dylan è suo fratello, ma se ci pensi effettivamente, ma noi i genitori non li abbiamo visti, se ci pensi. Però c'è questo collegamento. Il padre aveva un CD, un LP degli Hot Gods, quindi coincidenza? Possibilità? Casualità? Chi lo sa?
Allora, aspetta, però. Si sono tolti i sottotitoli. Ecco qua. Così siamo sicuri che non ci perdiamo niente. I sottotitoli ho risolto. Allora, allora, ti faccio rivedere tutto per bene. Allora, innanzitutto vediamo tutte queste nuove informazioni che abbiamo. Dissenso. È proprio così, si sente proprio a bassissima voce sotto. Ok, ci hanno mandato sta comunicazione qua. Abbiamo... ah, allora, dovrebbe essere questo. Era questo qua. No, non era questo qua. Vabbè, comunque Darling era preoccupato per qualcosa che... Sì, no, ma la cosa strana è questa, cioè io lo sento, però poi non se lo prende OBS. Provo a rimettergli la scena dal principio, la cancello e gliela ributto giù un attimino andando a vedere meglio l'audio se per caso sbaglio io qualcosa. Alla fine, per quanto hai potuto vedere Darling in tutti i vari video, momenti, commenti, lettere che aveva scritto e quant'altro, era sempre molto felice e allegro lui. Qua hai visto come caspiterina era preoccupato? Non l'abbiamo mai visto così. Sì, hanno intensificato sempre più le ricerche su quanto fosse accaduto qui perché c'era qualcosa. Allora, dobbiamo trovare il proiettore. Tanto qui ci abbiamo un altro tesoro e possiamo aprire qua. Ok, noi siamo tornati qui. A questo punto dobbiamo girare, mi sembra. Nope. Mm, allora, mi credi che non ho la più pallida idea adesso di dove devo andare? Non me lo ricordo proprio. Labirinto del posacenere. Sì, 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 sì. Ok, trovato. Che non si era sentito bene nel video. Ti ricordi quella stanza dove siamo andati molto tempo fa, che sembrava una specie d'albergo e le stanze cambiavano e noi ci siamo ritrovati a girare tutto intorno per 3 minuti buoni? Esatto, dobbiamo andare lì e ci conviene metterci qua.
Allora, a questo punto noi dobbiamo andare. Birinto Posacenere dovrebbe essere di qua. Uh, ok, era di qua. Ci sono anche un po' di signorini che ci stanno cercando. No, non cambiare arma. Allora, solo che dopo un minimo di potenziamento e di controlli li dobbiamo fare. Allora, ho detto che bisognava raggiungere un certo livello. Sì, bisogna un attimino mettersi in regola perché, come hai potuto vedere, gli scontri iniziano a farsi sempre più interessanti, quindi non posso andarci completamente scoperto perché ce la potrei anche fare, però rischiamo che arriviamo a punti dove dobbiamo fare try su try e non ci divertiamo più ad un certo punto. Allora, perché siamo andati qui? Vedila così. Se tu trovi un oggetto dal potere interdimensionale con poteri illimitati, dove lo metteresti al sicuro per non farci avvicinare nessuno? Fai conto, tra le mani c'hai l'oggetto più potente dell'universo. Tu dove lo metteresti? Lo sapevo che sarebbe successo. Lo metti dietro un labirinto impercorribile dove nessuno può facilmente arrivarci. Quale miglior posto più tranquillo per tenere un oggetto del genere? Non stiamo parlando di un cavò che tu in un modo o nell'altro, dai, potresti pure trovare il modo, ma qui no. Quindi a questo punto il problema, noi come possiamo fare qui? Eh, Tango finlandese, trovati il custode. Penso che qualcuno stia venendo in nostro soccorso. Tu la senti questa musica celestiale sotto, no? E ti aggiungo un piccolo dettaglio. Vedi se ti trovi col mio ragionamento. Ogni volta che abbiamo sentito questa persona cantare, per noi è sempre stato qualcosa di buono. O trovavamo lui e ci diceva indirettamente e a modo suo dove dovevamo andare, o trovavamo casse con oggetti un pochino più rari. Comunque, ogni volta che sentiamo questa persona, e beh, uno potrebbe dire forse ci sta aiutando. Azzarderei a dirla così, eh. Attenzione, tu sei il custode.
Christian, diciamocelo chiaramente. A te ti sembra un custode Ati, per quanto peculiare gli sia, ma a te sembra un semplice custode? Cioè, proprio in tutta sincerità, di quel personaggio non ti ho mai chiesto finora cosa ne pensassi. L'abbiamo visto come prima persona appena entrati e ci ha detto vai nell'ufficio del direttore. Noi entrando lì abbiamo preso l'arma di ordinanza ed è partito tutto. Ce lo siamo trovati in giro, sentiamo la sua voce in giro. Allora, quindi ci ha chiamato a questo punto perché non andare? Magari può dirci qualcosa, anche perché noi stavamo proprio passando di là e ci ha detto se vuoi passare ti aiuto io, vieni qua. Quindi lui sa come passare là in mezzo. Allora, per andare dati dobbiamo andare di qua. Sì, nemici? Ok. Allora, ci andiamo per di qua. Non c'è Ati. Mm, Ci ha dato anche altre missioni secondarie. Allora, dobbiamo esaminare qua. Eh, sì, sì. Allora, Cree, cortesemente, mi fai una clip per piacere? Questa la dobbiamo poi rivedere in futuro momento. No, allora, già stai partendo in quarto. No, perché? 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 Christian, tu ricordi nelle zone del lago a Bright Falls abbiamo visto un edificio simile? Non sappiamo quale sia il suo utilizzo. Non possiamo dire che sia il lago. Non possiamo dire che sia Bright Falls. Quindi esaminiamo il quadro. Allora, si è aperta una stanza, Christian. Io vado. Salve. No, fermo tu, fermo, fermo, tranquillo. Tranquillo che non succede niente. Vai, tranquillo. Ok. Vediamo un attimo. C'è il mare. Tutto questo è nel ripostiglio, nella stanzetta segreta di Ati. Critti, rinnovo la domanda. Ati, a questo punto
dovrebbe rispondere anche lui ad alcune domande. Ti pare, no? Poi se è per te che un custode faccia questo, a me mi sembra un attimo esagerato, capito? Aspetta, tieni, tieni. Allora, ci ho portati qui. Che cosa c'è qui? Polaris ci dice che qui possiamo ottenere il punto di controllo. Va bene, tu in qualunque momento lo potrai dire. Tranquillo. Allora, ci sono dei documenti, vediamo un po'. Lamentele per la fornace. La fornace, perché non c'è permesso usarla per bruciare documenti obsoleti? Mi sembra uno spreco di buon fuoco. Sto cercando di farvi risparmiare qualche dollaro e un sacco di sudore. Di solito le persone in giacca e cravatta lo apprezzano, vero? Cos'è che scalda la fornace? E chi ne è incaricato? È sempre accesa, ma non vedo mai nessuno occuparsene. E il suono che produce non è un po', non saprei, strano? Voglio dire, non credo di essere il solo a sentire quello strano rantolo. Qualcuno dovrebbe dare uno sguardo, potrebbe essere ora di sostituirla. Tu ti ricordi che abbiamo fatto quella quest per Ati all'inizio, dove abbiamo buttato quei barili in quella fornace? Qui un impiegato giustamente si stava iniziando a chiedere, secondo me c'è qualcosa che non va con quella fornace, cioè come viene alimentata. Ed era quella. C'è una radiolina, ma non c'è niente. Di qua non c'è nient'altro. Allora, facciamoci un attimo un controllino dell'inventario. Che comunque abbiamo preso qualcosa. Allora, questo ce lo teniamo. 18. E noi lo stesso. A questo punto facciamo così. Dovremmo cercare solo di avere fortuna con le armi. Già così. Meno così questa c'ha 3 slot. Questo non ce l'abbiamo. Allora. Facciamo diffusione proiettili meno 24. Più. Spara 5 proiettili in più. E può sparare più colpi. E qui ce la prendiamo in saccoccia. Allora, a questo punto qua stiamo bene, ok. Ok, a mo' di fucilazzo ci sta bene. Allora. C'è problema. Oh no, di nuovo loro. Io credo che il Bureau abbia un altro tipo di problema bello grosso, eh. Quasi quasi. Cacci tua. Vai. Oh, c'è l'interruttore. 1, 2.
3. E siamo di nuovo qua. Una porta con una spirale. Allora, cosa c'è di nuovo stavolta? No, no, questo è il problema. Salve. Vaihtelevaa tuulta 4–6 metriä. Selkämeren eteläosa 6–10. Yöllä tuuli väliaikaisesti. Selkämeren pohjoisosa merenkurkku ja Perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3–6 ja hyvä näkyvyys. Allora, mo non ricordo se erano tutte e tre. Kello 1. Kotka-Rappi 600. Näkyvyys yli 20 kilometriä. Turku 15, selkeää yli 20. Ok, mo dovrebbe essersi liberata la prima. Eteläkaakko 4. Ok. Pokasää 17, Kaakko 3. Allora, a questo punto ha preso la chiave. Pilvistä. Sì. Allora, io la chiave l'ho presa, quindi fino a qua Uuttöö 18. ci siamo. Etelä 3. Melkein selkeää. Nyham 17. C'ho niente più da fare qua dentro. Selkeää yli 20. Kotka-Sandön 20. Cri, hai visto pure tu che io la chiave l'ho presa da là sopra? L'obiettivo era entrare qua dentro. La chiave l'ho presa. Cos'altro devo fare? Lounas 5. Selkeää yli 20. No, perché l'ultima volta con Remedy per una cosa del genere, per un piccolo disguido su gioco, guarda, io ho fatto sta cosa e lui non ci credeva, io ho aspettato un mese per il finale del 2, quindi non vorrei rivivere quel momento, hai capì? Non sarebbe della stessa intensità, però. Allora, guarda, facciamo così. Facciamo e rientriamo e diamogli una possibilità. Allora, mi voglio rifare tutta l'ultima parte di nuovo. Il fucile con un po' di ricarica più veloce, così sarebbe perfetto. No, ragazzi, andiamo di fretta. Ok, vai, vai. Attenzione. Ok, allora. Quindi io premo qua. Premo qua. Radio 1. Radio 2. Radio 3. E andiamo nell'altra stanza. Christian, fino a mo' ti trovi con me, no? Entriamo nell'altra stanza. Facciamo radio 1. Facciamo radio 2. E premiamo di nuovo qua.
o la stanza adesso è libera, ci sono delle chiavi qua sopra. Tu le vedi le chiavi, Christian? Non c'è altro da fare qua dentro. Quindi io prendo chiave e vado ad aprire porta. Näkyvyys yli 20 kilometriä. Christian, in questa logica che io definirei impeccabile, c'è qualcosa che non mi sto trovando. Mica è di un'altra stanza qua. No, Russakö 18, Tyyntä, Pilvistä, yli 200. queste sono le porte. Etelä 5, Mica dobbiamo spegnere tutte le radio per caso? Uuttyö 18, Etelä 3, melkein selkeää. Nyham Che 7. tu i punti dove puoi interagire li vedi, ma ad una distanza buona, quindi tu sai se nell'area c'è qualcosa oppure no con cui puoi interagire. Tipo, vedi, già da qui io so che lì c'è un oggetto con cui posso fare qualcosa. Melkein selkeä. Yli 20. Ok, ho spento tutte le radio. Yli 20. Ripremo. Di qua non si può uscire. Di qua non c'è niente. Di qua. Ah, aspetta, aspetta. Inserviente, c'era un'altra porta qua. A posto. Uno, due. Non me la ricordavo proprio la porta là. E qua guarda dove siamo usciti. Ah, io perciò ero venuto qua l'altra volta. Ti ricordi l'altra volta quando cercavo di entrare da qua dentro qua? Allora, resoconto dell'evento di Albany. Una squadra di pronto intervento è stata impiegata per un possibile evento alterato in corso presso ad Albany. Sulla scena la squadra ha rilevato e recuperato AI-63. L'agenzia ha scoperto numerosi messaggi online su alcuni forti rumori provenienti da un magazzino per le spedizioni abbandonato appartenente alla Corporation. Le forze dell'ordine locali hanno scoperto numerosi cadaveri con vari stadi di mutilazione nelle vicinanze. Ciò, insieme ai rumori, è stato considerato una prova di un lupo mannaro, anche perché i casi si sono verificati unicamente nelle ultime 3 notti di luna piena. L'agente operativo ha accompagnato una squadra di reclute di incursioni sul sito come forma di addestramento sul campo. La probabilità che si trattasse di un vero evento alterato è stata considerata bassa. Malgrado tale valutazione, la squadra ha incontrato un oggetto alterato altamente volatile che è stato recuperato con successo. Quindi questa è quella missione di cui ci avevano parlato prima. Quindi effettivamente esisteva una sorta di lupo mannaro, mettiamola così. Allora, Ati ci dice che dobbiamo andare là. Chi siamo noi per non seguire ciò che dice Ati? Vediamo di recuperare un po'. Ecco qua, andiamo per di qua. A posto, fatto. C'è un pulsante o mi butto io tranquillamente con serenità, eh? Va bene.
Ok. Quindi nel ripostiglio di Ati c'era un passaggio per questa zona. Ok, va bene. Oh, salve. Salve. Ci manda Ati. Possiamo fare qualcosa? Eh, eh, Christian, secondo te, come primo impatto così, che impressione ti dà di essere questo come posto? Non abbiamo mai trovato una struttura così fino ad ora. Ti dà l'impressione di un bosco. Ok. Allora, quindi ci abbiamo un documento inserto su Albany. All'arrivo la squadra ha fatto irruzione nel magazzino scoprendo alcune casse di prodotti non consegnate ormai abbandonate dal precedente proprietario. Mentre indagavano sul rumore, una lungo il lato meridionale dell'edificio l'ha fatta crollare verso l'interno. Le casse di legno presenti hanno accelerato il DAL, facendo perdere conoscenza all'agente operativo e a due reclute. Gli altri sono riusciti a fuggire dal magazzino prima che crollasse completamente. Sotto le macerie all'origine del hanno scoperto AI-63 che attirava e respingeva detriti. Sono rimasti di guardia attorno all'oggetto fino allo scomparire della luna e a quel punto l'effetto è cessato. Hanno poi riportato l'oggetto all'agenzia senza ulteriori incidenti. Non c'è stata alcuna vittima. Il crollo del magazzino non è stato osservato da alcun civile e quindi non è servita alcuna azione di copertura informativa da parte del Dipartimento Comunicazioni. È la prima immagine che mi passò in mente. Ok, quindi ad Albany alla fine c'era davvero qualcosa che trasformava gli esseri umani in lupi mannari. Quindi è una cosa che a questo punto dobbiamo dare come ipotetica in questo mondo. Ecco, con questa informazione qua, se io ma adesso ti dico, guarda, Christian, non andare in quel bosco, ci potrebbe essere un lupo mannare, tu non ci vai. Penso che mo adesso due domande te le inizi a fare un attimino prima. Allora, voi eravate molto rompicoglioni. Ok. Allora tu stai zitto, zitto tu. Stavo passando sopra. Quindi condividi con me l'immagine del bosco. Non posso. Vorrei, ma non posso. Non adesso. Cambiato. Ok, questo era il più rompicoglioni e ce lo siamo tolti da mezzo. Perché tu dovresti essere l'ultimo.
arrivato il passaggio. E c'è una bella musichina. Guarda quanto è romantico. Allora, prova a vederla pure in un altro modo. Come se fosse la base che sorregge tutta la struttura. Christian, e se stessimo andando nel cuore della Oldest House, dell'oggetto del potere? Laukaus kajahtaa, ei onnellista loppua, hän kohtaa. Ati è un manutentore. Di solito i manutentori sono quelli che entrano ovunque, quelli che vanno nei condotti, che si infilano dove noi normalmente non ci infiliamo. Quindi avrebbe senso che dalla sua stanza potessimo accedere al cuore della struttura per poterla riparare. Pois, se taakka hänen harteillaan, kuin lupaus aina ois. Täs pelissä tää narri lyödään, vaan aina vaan. Allora, di qua non c'è niente, dobbiamo andare di qua. Perché c'è una foresta? Cosa avevi detto tu prima, Christian? Tu sei ancora sicuro di quella tua idea? Vuoi cambiarla per caso? E beh. Quindi Ati ci ha fatto venire qui, dove noi possiamo comunque provare ad osservare. E va così all'infinito. Questo è il cuore di tutta la Oldest House. E giustamente Ati riusciva a venire benissimamente qui. Perché non è una, come dire, una persona normale, mettiamola così. Credo che
Ti nasconde qualcosa. Ci ha dato il lettore per le cassette e ha detto usa questo. Quindi se noi adesso torniamo nel labirinto del posacenere dovremmo riuscire forse a passare. Quindi facciamo, vogliamo staccare, lo vogliamo provare la prossima volta? Dici tu. Io ti posso dire, mi ero già preparato per questo momento. Quindi già mi sono preparato il tabacco nella macchinetta prima per la sigaretta. Io già sono pronto perché forse ci potrebbe essere quella che per me personalmente è una delle sequenze di gioco più belle, sia per il livello emotivo che per quanto riguarda proprio il gameplay. Allora, perché io ti dico la verità, io in questo momento, a pro dello stesso percorso che abbiamo fatto noi, io c'avevo un piccolo tarlo nel cervello. C'era qualcosa che non mi tornava. Tu, riguardo a tutto quello che è successo adesso con Ati, eccetera, non ti sei posto nessun tipo di domanda? Tu hai sentito bene il dialogo e come è andata tutta la situazione? Ok, allora, Christian, tieniti pronto perché adesso molto probabilmente ci divertiamo. Allora, Christian, tu penso abbia riconosciuto il gruppo che sta cantando questa canzone, no? Hai capito chi sono loro? O comunque qualcuno che conosce bene il luogo e i segreti nascosti. Esattamente. Ok. Tu le parole di Ati le hai sentite apertamente, tranquillamente tutto quello che ha detto? E non trovi nessun punto su cui riflettere? Christian, le parole di Ati sono state: questa è una cassetta da parte dei miei amici, usala. Gli Old God hanno chiesto ad Ati di darci una cassetta. Quindi gli Old God sanno noi chi siamo? Prego, adesso puoi fare testa e muro. Ati l'ha detto, questa cassetta te la mandano dei miei amici. Questa cassetta ci è stata recapitata tramite Ati. Vai, tira fuori tutto. Vai, Christian, sfogati. Ma vai, sfogati, di tutto, vai tranquillo, ti capisco. Ebbi lo stesso momento pure io quando feci sto piccolo collegamento, ho detto aspetta un attimo.
fermi, fermi tutti. Quindi abbiamo un collegamento strettissimo tra gli Old Gods e Ati. Oh, gioco, resisti, ti prego, è vero, tanta lore, però devi resistere, gioco. Gioco, non mollare. Gioco, non mollare. Oddio, si sta laggando. Ok, si è stabilizzato. Madonna, che grattate che ha dato. Ok, di qua. Quindi mettendola in termini anche simpatici, noi stiamo ricevendo da qualcuno che abbiamo conosciuto in un altro videogioco, abbiamo ricevuto qualcosa che ci sta facendo andare avanti in questo. È del tutto giustificato a livello di trama sotto un certo punto di vista. E alcune cose le si capiranno più avanti. Ad esempio, potrebbe esserci la risposta più avanti sul perché gli hanno mandato questo messaggio. Mi sembra ce n'era una aperta. Mm. Ah, tua sorella. Andiamo a togliere lei da mezzo. No, brutto, brutto, brutto. Ok. Oh no, brutto e cattivo.
brutto. Allora, l'oggetto è un posacenere metallico con un labirinto inciso sulla base, sotto la base. Contiene una sigaretta perennemente accesa. Quando legati, gli oggetti permettono ai para-utilitaristi di creare un labirinto di corridoi alterati senza modificare le dimensioni dello spazio attorno a loro. E te l'ho detto, Christian, per me è una delle parti più belle. Questo labirinto si forma ovunque venga posizionato l'obiettivo. Solo colui in grado di legarlo può accedere al labirinto, ma può a sua volta concedere l'accesso ad altri. Quindi, quale luogo di sicurezza migliore? L'oggetto era legato al direttore Trench. Trench e Darling hanno trovato il proiettore e hanno detto qual è il posto più tranquillo del labirinto per tenerlo al sicuro. Tutto questo perché il gioco ci ha portato dall'inizio a vedere i piccoli problemi che potevano esistere in questo finto bureau della sicurezza, per poi farci capire, ok, se per piccole situazioni sono stati presi quei provvedimenti, se si sta prendendo delle misure preventive così grosse, e forse sto proiettore nasconde qualcosa di importante. Quindi, di conseguenza, noi che siamo persone che hanno assistito a quegli eventi e ne abbiamo ricevuto dei poteri, e beh, forse c'è qualcosa che potrebbe riguardarci ancora più direttamente. Christian, il bureau ha attivato il proiettore e la parte preoccupante dovrebbe essere con ciò che abbiamo riportato da lì. Noi ricordiamoci che dai racconti dei ragazzi e per come era partito il tutto, c'era questa nonna ratto, mo non ricordo il nome esatto, che aveva rapito quasi mezza città e li aveva trasformati in mostri. Quindi, e quella era una diapositiva. Cosa ha recuperato il bureau lì dentro? Ne è uscito qualcosa che è riuscito a far impazzire Darling?
Allora, ricerche dimensionali. Allora, qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Tutte apparecchiature sonore. C'è un documento. Promemoria sulla sabbia. A tutto lo staff per la ricerca dimensionale. Ho sentito che molte persone si stanno lamentando riguardo alla sabbia accumulata attorno al settore di ricerca dimensionale. Questa sabbia è un prezioso materiale di ricerca da un'altra dimensione e verrà esaminata attentamente quando ci sarà tempo. Chiunque provi a pulire o a disfarsi della sabbia verrà bannato da qualsiasi ricerca futura. Passerete il resto della vostra carriera a leccare francobolli in un cubicolo grigio. Non toccate la mia sabbia, Darling. Darling si stava iniziando un attimino anche ad alterare riguardo a tutta la situazione qui. E come si poteva già ammirare un pochino in lontananza, quindi tutta questa sabbia che vediamo qui è sabbia proveniente da un'altra dimensione. Qui non c'è nient'altro. Qui non c'è niente e ci abbiamo un altro punto di controllo. Allora, allora, vediamo un pochino cosa c'è. Innanzitutto, qui c'è una cassa. Qui sopra. Allora, non c'è. Doveva essere qui. Non c'è. Non c'è. Christian, io mi preoccuperei più del fatto, sinceramente, poi ognuno è libero di preoccuparsi su come preferisce che il mondo finisca. Io mi preoccuperei più del fatto che l'oggetto più potente dell'intera galassia, dell'intero universo, di tutto il cucuzzaro possibile e immaginabile, che era irraggiungibile, inafferrabile, ci è servito l'aiuto di un inserviente, sembra multidimensionale o che abbia qualche traccia di divinità, e anche l'aiuto di amici provenienti da molto lontano, mettiamola così. Io mi preoccupo che quell'oggetto non è più qui. Christian, il gioco finora, noi perché abbiamo fatto tutto il blocco in un'unica sessione. Immaginala un attimo sotto un punto di vista un pochino più da cosa di tutti i giorni. Tu hai capito che sicurezza c'era per arrivare a questo punto? Noi abbiamo dei poteri, siamo delle persone con abilità diverse dal normali, ci siamo arrivati facilmente, ma mettiti nei panni di qualcun altro. Io mi preoccupo del fatto che quell'oggetto doveva stare qui. Se qualcuno è riuscito a passare quelle difese ed è abbastanza forte, e che uso ne vuole fare dell'oggetto? The topography of Slinescape 36.
Questo addirittura è classificato. Quindi adesso dobbiamo immettere su entrambi i mondi che stiamo imparando a conoscere un'ulteriore aggiunta. Noi possiamo a questo punto, dopo questa conferma da parte di Darling, che l'avevamo già un pochino intuito anche noi quando ne avevamo parlato un po' le ultime volte, noi dobbiamo aggiungere in Alan Wake in forma secondaria, ma in Control come forma primaria, che comunque una sorta di collegamento con un multiverso c'è. Fino a qua ci troviamo? Fondamenta. Ok. Wave arms. On the slide and in the distance, there's a formation of 5. Quindi poi tu qui potresti fare un lancio di pensieri grosso, ma alla tua portata, ne sono sicuro, e potrebbe iniziare a venirti un tarlo bello pipiccio. Hai tutte le informazioni in testa, ma non le stai collegando. Di cosa stiamo parlando adesso? Dove abbiamo sentito l'ultima volta una determinata parola? Allora, c'è un documento. Testo sul proiettore. Il proiettore funziona solo con la diapositiva 36. Questo significa logicamente che la diapositiva 36 fa parte dell'oggetto del potere o è un diverso oggetto alterato. Chiaramente ho dovuto assicurarmi che non funzionassero altre diapositive. Dovevo provare. Ho pensato che magari l'emozione avesse il suo effetto. Connessione, storia, amore. Ho portato delle vecchie diapositive dei miei genitori. Feste di compleanno, vacanze alle cascate del Niagara, il mio primo giorno alle superiori, roba del genere. Ho portato 2 scatole piene. Ho dovuto perlustrare tutto il garage per trovarle. Dalla loro morte non mi aveva mai sfiorato l'idea di cercarle. Le ho provate tutte. Ho atteso che tutto lo staff andasse via la notte. Sono rimasto a provare diapositive per ore.
Proiettore spento, diapositiva vecchia fuori, diapositiva nuova dentro, proiettore acceso, nulla. Proiettore spento, diapositiva vecchia fuori, diapositiva nuova dentro, proiettore acceso, nulla. L'amore non era il fattore in comune. Non riesco a trovare una correlazione. Forse la diapositiva ad essere un oggetto del potere. Forse il proiettore è solo un accessorio. Forse non importa. Perché quel ragazzino ha bruciato le altre diapositive? Allora, di qua ce n'è un altro. Edron e la risonanza di Edron sono presumibilmente il bene più grande che l'agenzia abbia mai avuto. La sicurezza di Edron è di vitale importanza ed è per questo che abbiamo dalla maggioranza degli impiegati dell'agenzia. Questo rapporto illustra le procedure di contenimento necessarie per le camere di contenimento di Edron, inclusi i dettagli su pompati nelle celle di contenimento, la manutenzione meccanica dei sifoni di risonanza e la sistemazione dei pilastri acustici per attuire e amplificare il raggio sonico della camera. Per maggiori informazioni sulle procedure, eccetera, eccetera. Tu ti ricordi che questo nome Edron noi l'avevamo già letto in qualche parte un pochino più oscura del bureau? In qualche ufficio privato? C'era la voce di questo ritrovamento grosso da parte dell'agenzia all'inizio del titolo. E guarda caso sto documento si trova giusto nella sezione dov'è il proiettore. Oi Tom! Bonsoir! Come va, carissimo? È un po' che non ci becchiamo. Che si dice, Tom? Christian, tu ti ricordi tutti questi fogli dove li abbiamo visti l'ultima volta? Oi Vito, buonasera. Non ricordi Edron, però questi fogli li ricordi? Ok. Ti ricordi che li abbiamo trovati nella stanza dove Darling stava studiando quegli aggeggi che sono stati dati agli agenti per respingere Lisso? Sì, sì. Quindi molto probabilmente potrebbe essere che in una delle diapositive sia stato trovato qualcosa che davvero era pericoloso. Qui c'è la password, quindi almeno... Allora. Pieno 2. È per quello che... Esatto, esatto. Sono fisicamente qui, ma sto pensando ai viaggi futuri perché la realtà prima del Natale è sempre un po' fastidiosa, però niente di davvero maligno. Vabbè, Tom, ma secondo te no, ci possono mai capitare le cose senza le rotture di coglioni? Ammettiamolo. Io ci ho rinunciato a sperarci oramai. Come mi sveglio, mi credi, mi faccio l'elenco, dico ok, queste sono le rotture, me le tolgo da mezzo perché tanto ci sono e facciamo passare le giornate in qualche modo. Però pensare ai viaggi sì è una cosa che ultimamente mi sono ritrovato a fare un pochino pure io. Volevo pensare di vedere appena c'avevo la possibilità di andare da qualche parte.
Ah, perché manca questo. Ecco qua, avevo mancato la lineetta a sinistra. Ecco. Ecco che cosa hanno trovato. Christian. Sì, Vito, sono proprio filmati registrati. Allora, mo vi recupero tutti. Tom, stavo pensando di andare a trovare qualche amico o c'ho un paio di persone che vorrei andare a trovare, quindi mi inizio a fare un primo giretto così. Poi vediamo un attimino come si mette e si pensa un pochino più in grande. Ho visto qui su YouTube dove ho visto degli YouTuber che hanno giocato in video del telefono. Ho visto che ne è uscito uno di nuovo di Transformers ultimamente, solo che non so titoli che prendo di solito subito. Magari me lo trovo davanti perché esce in sconto o perché me lo danno in qualche pacchetto, qualcosa che compro in giro. Mi metto un giorno e se lo provo e vedo che mi diverte da portare in live, è capace che qualche volta porto pure qualche titolo così. Allora, Christian, mi rivolgo soprattutto a te perché ne conosci di più. Tu hai capito l'entità di ciò che il Bureau ha letteralmente combinato? Noi Darling l'abbiamo visto dall'inizio del gioco e l'impressione che ci ha sempre dato è quella del puro e autentico genio. Qualunque problema, anche basandolo su una realtà come questa, dove diciamocelo, non è che capitano cose
normali. Poi se per te sono normali frigoriferi che ti bloccano e ti mandano in dimensioni ambientate un attimino in posti molto oscuri dove risiedono enormi vermi giganti che ti sputano palle di luce. Cri, non so tu dove abiti, ma c'hai qualche problema. Darling è impazzito con quello a cui si è esposto, a quello che hanno trovato in quella diapositiva lì. Il problema qual è in tutto questo, secondo te? Ti sembra che sia tutto coerente o sembra che ci manca qualcosa? No, che proprio che sia un momento super male, il sangue è confluito tutto verso il mio apparato riproduttivo. No, allora, Tom, noi qui letteralmente il dottor Darling lo amiamo perché ci ha salvato in molte situazioni e quando c'era bisogno di fargli una domanda, lui c'era. È anche un gran bel pezzo d'uomo, quindi apprezzo la tua scelta. È letteralmente impazzito e flippato di cervello in questo momento. Però lascia fare. Quindi l'IS non era qualcosa che stava cercando di venir fuori da chissà quale realtà. In realtà l'IS col nostro piano di realtà l'ha fatta entrare in contatto stesso il bureau. It's not the end. But after this, Ok. Ricorda sempre tutti i vari pezzettini. Ricorda sempre tutto quello che abbiamo appreso fino ad ora. No, non c'era altro qua. Ok. E c'erano blocchi di sicurezza con un amplificatore più grosso per contenere il tutto. No, ma guarda. Cato che sei venuto solo adesso perché comunque appare parecchie volte in parecchi video, eh. No. No, c'è problema. Allora, qui se non lagga adesso non mi trovo, però va bene, va bene. Va bene. No. Allora, iniziamo a fare un po' di pulizia di qua. Dylan noi l'abbiamo lasciato in gabbia. Però ti faccio notare una cosa, Christian. Tu ti ricordi dove era rinchiuso Dylan? Una cella di massima sicurezza dove niente doveva uscire e lui è uscito. Quindi già questa cosa crea un attimo un problema. È stato rinchiuso in una teca di vetro che per quanto possa essere tecnologicamente avanzata e creata dai migliori ingegneri della qualità che c'è il bureau, ma noi siamo sicuri che se lui volesse uscire da là dentro gli bastava un semplice starnuto e usciva come se niente fosse?
durante tutta la seconda parte, se ti ricordi, ci sono stati tutti i documenti dove ci hanno spiegato l'intelligenza sia tattica che fisica, ma soprattutto dei poteri che ha Dylan. Dylan, secondo te che sei una personcina a modo intelligente, ma secondo te restava là dentro? Ok, ce n'è un altro. No, fate i bravi. Ok. Ok, il nostro lavoro lo abbiamo fatto. Quindi sappiamo che sia Liz che a questo punto anche Polaris, perché Jesse ce l'ha detto prima, alla fine vedendo questa struttura si è ricordata dell'incontro che ha avuto con Polaris. Quindi questo mette sia Polaris, che finora è sempre stata un'entità buona con noi, sullo stesso piano dell'Is. Allora, devo stare solo attento qua perché è zona brutta e cattiva. Tua sorella. Anzi, dammi una mano tu. Ok. Ok, allora, iniziamo a liberare qua. Sì, sì, Vito, vedi che forse si è staccato un attimo l'audio, non stavi seguendo. L'ho letto il messaggio di Transformers, t'ho risposto pure prima. Ah, sì, questo è quello che andava a salire. Allora. Tu. Tu. Ecco, con le buone maniere si ottiene tutto. Allora. Ok, fatto. Ho detto è uno di quei giochi che non compro al day one o subito, però se a volte capita che li regalano o che c'ho modo di provarli, una prova la faccio. Allora, ne sono un bel po' qua. Allora, ce n'è uno più grosso di là. Allora, il problema è lui. Aspetta, dammi un attimo una mano tu. Ok. No, mi sono distratto un attimo per controllare se c'erano messaggi. Vai giù. Penso che sia quello là che sia uscito qualche settimana fa. Allora. Minchia, da qui giù. Allora, tanto comunque penso il passaggio già sia aperto.
Era di qua. Poi di qua. Ok, dobbiamo soltanto risalire sopra. Ok. Allora, quindi di qua. Aspettate, arrivo subito. Aspettate, fermi, fermi. Ok, riprendiamo. Non in questo modo qua, possibilmente. Attenzione. Oh, diritto proprio in faccia. Bello. Bello, bello. Ok, tanto comunque c'è energia. Voi problema. Ok. Dai, dai. C'è solo quello grosso. Ok, a posto. Finito? Buona la prima. E non sempre, non sempre. Che comunque ci sono tanti oggetti e cose in mezzo, quindi non riesco ad agganciarli subito. Tipo lui non l'avevo visto proprio. Chi è che mi sta sparando adesso? Ah, eccoti qua. Ecco qua, a posto. È stato un piccolo contrattempo. No, film ultimamente no. L'ultimo che ho visto al cinema è stato Deadpool e Wolverine. Manco qualcosa su... Ah no, aspetta, vidi su Prime Video. No, niente, sta parte è sempre un pochino tosta. Il film di John Cena era un film comico azione, non ricordo il titolo, Jackpot mi sembra si chiamasse. E ti dico la verità, mi sono divertito, mi è piaciuto. Quindi se vi volete fare due risate e vedere le botte, ci sono dei bei combattimenti. No, io prima ci andavo un pochino di più perché c'erano più titoli che ci piacevano e che valevano la pena di essere visti al cinema. Poi si sono dimenticate come si fanno i film ad un certo punto, non si è capito che è successo.
Allora, noi iniziamo a salire qui. Tipo, avrei messo dei checkpoint intermedi se uno tira le cuoia, perché sennò poi ogni volta rifarti tutto questo. Io c'ho da vedermi Joker 2, ma con quello che mi è stato detto dai ragazzi è meglio che evito. Meglio che ne sto lontano. Però una possibilità la si dà a tutti, quindi ho aspettative mediamente basse. Però voglio vedere per credere, perché sembra impossibile che se ne parli così male anche in giro, da quello che ho visto. No, computer, computer, non morire. Computer. Control, che nessuno muoia. Allora, già ho dei problemi con lag. Se poi mi tirate pure gli oggetti pesanti appresso, non andiamo d'accordo. Ecco, c'è un problema in questa zona. I nemici li posso sconfiggere, il lag no. Sì. Allora, vediamo se c'ho qualche potenziamento un pochino meglio. Allora, le cosiddette fave. No. Qualcosa che possiamo fare con i 3 punti, un pochino di energia in più. Magari crepiamo più tardi. Beh, beh, beh. Con rapidità con 2 slot. Facciamo prima qua. Ok. Danni colpo alla testa. Ok, di livello 5. Sni. Sni. Che ne ho pochissime risorse. Vabbè, vabbè, ma ce la faremo lo stesso. Allora, voglio provare sta combinazione qua a sto punto. No, teniamoci questa e... Mettiamo così, colpo alla testa, facciamo più male. Cercando di prenderli alla testa, ok. Allora. Allora, Control, mi serve solo un pochino di collaborazione da parte tua. Quindi tu non laggare. Ci fai arrivare i nemici e in un numero direi moderato, mettiamola così. E che ne so, Vito, è la stessa domanda che mi pongo pure io. Forse sarà perché sono napoletano, forse sarà perché non so parlare, forse sarà perché non so dirigere, forse perché ci sono i bug, non lo so. No, allora perché l'anno scorso ne facevo 3 al giorno, giustamente da quando sono tornato pure da dove ci siamo conosciuti. Mi sono dovuto sistemare un attimino delle cose per quanto riguarda il lavoro, quindi mi sto finendo prima un attimino di mettere in regola varie cose e poi cerco un attimino di fare un pochino in più e vedere come va. Oh, uno l'impegno ce lo mette, dove arriviamo? L'importante è che lo si fa perché piace farlo. Poi questa è sempre la cosa che io spero passi come messaggio. Poi tipo prendo ragazzi come il povero Christian e gli faccio cadere in trame come quella di questo gioco dove poi lui ha problemi e deve fare testa e muro. Allora, iniziamoci a prendere un alleato. Almeno ci dai un attimo una mano. Il problema su quei 2 là sopra.
Vai così. Aglia tua sorella. Non lanciate gli oggetti. Almeno uno dei due può buttare il sangue, per favore? Dai che è quella buona. Dai che è quella buona. Meno uno. Aglia. Tuca. Ok, credo sia caduto giù. Oh, salve. Un altro qua di... Salve. Gente. Agente, cortesemente. Grazie, gentilissimo. Oh no, 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 no. Porca la miseria. No, guarda, io non lo nascondo neanche. C'è e non ho affatto intenzione di nasconderlo. Allora, dai che ce la facciamo. Anche perché qui, calcolando che abbiamo ancora un bel po' di queste secondarie in sospeso, non siamo propriamente al massimo. Ti confesso che avere questa sfida mi sta anche piacendo. Vai, vai, il tempo che faccio la parte iniziale, vai tranquillo, dimmi appena ritorni. Allora. Anche perché siamo anche in perfetto orario come mi ero organizzato. Allora. Aglia tua sorella. No, niente, porca la miseria. Oh. Eh, armi forse. No, un'altra a 3 non ce l'ho. Mm. No, per forza così. Ah, è di nuovo primo in classifica. Io avevo capito all'inizio del campionato che non è che stava andando tanto bene. Quindi se è ritornato prima, tanto meglio. No, difatti non lo seguo proprio. Allora, di qua, di nuovo di qua. Dai che sto punto Christian se lo merita.
Sì, mi sono arrivate 2 ceppole consecutive di lato e visto che mi lanciano oggetti pesanti, sono colpi pesanti e mortali. Se me ne lanci 2 di seguito, c'è un problema. No, è che mi piace fare sto tratto, capì? Quindi ho detto, vabbè, il tempo che viene Christian, me lo faccio un'altra volta. Allora, iniziamo a farci da una mano subito. Ok. Il problema è Pippo Baudo. Vieni. Ok. Luca. Aglia. No. Quello basta che gliene lancio uno contro mentre stanno caricando i loro lanci e lasciano cadere gli oggetti. Quindi non solo non mi riescono ad attaccare, ma perdono pure l'armatura. Gli è riuscito lo scudo all'estremo delle possibilità. Ok. Questi sono materiali buoni. Bravo, ma la capriola non è servita a niente. Gente, non faccia lo stronzo. Ok. Dovrebbe essere tutto a posto, tutto tranquillo. Tutti morti. No, Vito, non ti preoccupare. Allora, quindi abbiamo raggiunto Polaris adesso. Vediamo un po'. Quindi per questo ci ha guidato qui e ci ha dato quelle coordinate. Ebbene sì, Chris. Liz ci ha preso. Sì. Sì, Christian.
C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. You can't find good help these days. Prendere il controllo. Controlla la bacheca per trovare gli incarichi. Christian, cosa diavolo è appena successo? Siamo al bureau. Lavoriamo per il bureau, ma no, non ci abbiamo poteri, non ci abbiamo niente. Che vabbè, dobbiamo lavorare, vediamo un po'. Allora, pulisci le tazze di caffè, consegna la posta e scansiona i moduli. Allora, consegniamo la posta. Potrebbe essere. Qua stiamo consegnando la posta, facciamo un normale lavoro d'ufficio. Allora, dov'è che non abbiamo messo la posta? Quindi un poco qui. Noi ci giustifichiamo anche perché ci stiamo mettendo un po' troppo. Siamo l'ultima arrivata. Oh, è riapparso. Ma noi adesso l'abbiamo consegnato. Vabbè. Dobbiamo pulire le tazze del caffè. C'è da dare la posta di qua. Cioè siamo proprio l'ultima ruota del carro. Cioè ci hanno assunto il giorno prima. Ecco qua, di qua abbiamo fatto tutto. E cos'altro possiamo fare qua? Altre tazzine del caffè qua. We have a crisis on our hands. Yes, policy. Altre qua. Who's going to do it today? E c'è il direttore Trench. Quindi quella non era una parte fittizia. Scansiona i moduli. Pulisci le tazzine del caffè. Che ducuglioni potremmo aggiungere. Stiamo forse vivendo un flashback di Jesse? E quindi tutta la storia di Polaris e il come siamo riusciti ad entrare qua dentro, come si spiegherebbe?
Oh, dobbiamo consegnare la posta del direttore. Better her than me. Andiamo dal direttore, magari riusciamo a sapere qualcosa. In giro ci sono tutte le persone che abbiamo conosciuto. Tutto bianco, tutto tranquillo sto mondo, non ci sono problemi, non ci sono casini. Not lost. Maybe you can find yourself in the director's office. Ok. Noi siamo un po' pallidi. Va bene. Direttore, c'è posta per te. Oh, great. I was just waiting for my mail. Just leave it on the desk there, please. Take the outgoing mail as well. Thank you. No, c'è qualcosa che non va. C'è effettivamente qualcosa che non va. No. C'è qualcosa che non va, Christian. C'è un problema. Anzi, direi una bella serie di problemi. A questo punto consegniamo la posta. Don't let it go to your head. Di qua l'abbiamo data quasi a tutti. Ok, che ho mancato qua. I've got nothing more for you. Allora, tazzine del caffè. Oh, c'è un messaggio. Riproviamoci. Si sta ripetendo di nuovo tutto. Mi ricorda qualcosa questo, Christian. You should keep trying. You are getting closer. Quando è che ultimamente noi siamo stati in un titolo di un gioco dove abbiamo vissuto un loop varie volte? Strana, una strana coincidenza. We've been invaded. I must act. I have a plan. An answer. I'll take the slide projector to the nostalgia department. I'll turn it on. I'll bring the hiss in. I'll fix this. I can hear them plotting against me. We've been invaded, corrupted. I've lost Darling. Ok, cosa pensi di aver capito? Dillo pure tranquillamente. Hedron's resonance. It controls him now. It controls everyone who wears the amplifier device. I ordered them not to use the damn things. They didn't listen. Hedron corrupted the Bureau. They'll never be people again. They're either dead or they're
monsters. I'll stop them. I have a secret ally, the Nostalgia Department. I have my own slide for the projector. I took it, a memento, in Ordinary, after the girl burned them. It's burnt, but it'll work. The hiss will save us all. I lost my train of thought. It's confused, like somebody switching channels too fast. I see so much, but it's too fast. On the expedition through the slide, something got into my ear, and it hurt at first. But then it didn't. It started as a distant whisper, like something you hear in a dream, a faraway voice calling you to wake up. I'd open my eyes with those words still on my lips. See, in the dream, they had made perfect sense, but awake, they're like a foreign language, already forgotten. Then the sense of loss hits, like losing a child, like losing yourself. You see, I was being taught a song, a poem, a prayer that would light up my world and make me break through, make all this pain worth it. Something once lost was found, and it made a home in me. A spring with, like, waves carving and making me see. And it grew until it filled me. And I receded deeper into myself, into this office, locked in this oldest house, which is my aging body. I stared in awe through the peephole, and I was filled with knowledge and made better. You know, I often feel like I'm being watched. Yeah, like there's someone watching me. They can see me, but I can't see them. I remember it was like this dream I had last night. See, there was this man, here, in this very room. And then, well, sometimes he was a plumber, unclogging the drain, and because there was a fish stuck there. Yeah, a big fish. But sometimes he was an old god, you see, and he had put the fish there in the first place to keep the waste. There was rising waste from leaking out, so he was conflicted, but he knew many things, but he was also sort of senile, like me. It was more like a riddle or an omen. It wasn't a very good one or an interesting one, but I get so confused so easily. It's so very hard to follow everything that's happening. Allora, Christian, premettendo che dovremmo capire la versione di Trench che abbiamo davanti in questo momento, quale versione sia, perché noi non abbiamo capito noi dove ci troviamo, quindi non possiamo sapere se sono comunque ricordi e informazioni autentiche. Però ti trovi che ha detto
una valanga di cose che a noi comunque interessava sapere. La più importante è di certo quella d'aver comunque trovato una diapositiva bruciata e che l'aveva tenuta per lui. Mentre ufficialmente comunque risultava soltanto come disponibile la diapositiva col passaggio per la zona 36. Quindi questo ci permetterebbe di dire che Trench con la squadra hanno provato ad entrare nella diapositiva 36, hanno trovato Polaris in quel contenitore, in quella struttura per trattenerla e non sapevano come risolvere quel mistero, anche a pro del fatto che Trench entrando là dentro ha sentito come qualcuno che lo stesse chiamando, ha sentito un messaggio, ha sentito qualcosa. Io qui volai un attimino alto perché dissi, visto che il titolo mi sta mettendo davanti la presenza o all'epoca dei fatti il possibile ritorno di Alan, io qui ci vedevo un messaggio inviato da Alan per mettersi in contatto con qualcuno del bureau e dire: oh, sto qui nella zona oscura, qualcuno mi viene a prendere per piacere. Però poi ci rifletto un attimino meglio e Alan alla fine il messaggio già è riuscito a mandarlo direttamente tramite la pagina che il bureau ha trovato in giro al motel. Quindi sto messaggio, sta cosa che Trench, per quanto poteva sembrare stesse semplicemente impazzendo, e come direttore del bureau si è dimostrato comunque molto valido, anche molti dei suoi impiegati avevano detto di come da quando lui fosse direttore comunque le cose stavano migliorando, quindi era qualcuno che sapeva e faceva bene il suo lavoro. Però ha deciso di attivare l'altra diapositiva che nonostante fosse bruciata è riuscita comunque a stabilire un collegamento e ha fatto entrare Liz nel nostro mondo. E c'è qualcosa che non va. No, a questo punto abbiamo capito che è tutto perfettamente inutile, quindi andatevene tutti a fare in culo. Stanno tornando anche persone sospese a mezz'aria così. Quindi stiamo iniziando a prendere coscienza. Welcome back. I knew I chose a good assistant. La canzone del tuono.
stiamo riuscendo a prendere consapevolezza e Darling è riuscito a mettersi in contatto con noi. L'ufficio di Darling, mod dov'era? Sembra forse qua dentro. Eccolo qua. 1, 2, 3. Mi dispiace che Tom se n'è andato. Cree non ti fa domande. Christian mo o sta ridendo così forte o si sta sentendo male, perché secondo me non se l'aspettava questo. Vabbè. Credi tutto bene? Tutto a posto? Dimmi se posso continuare, se ti serve del tempo. Ok, a posto. Vabbè. Sembra giusto, no? Siamo appena scappati dall'essere posseduti da un'entità ancestrale che fa cose. Mi sembra giusto. Allora. Sì. Oh. Fa piacere anche questo perché ti fa riprendere proprio per bene. Fratello. Il fratello bricconcello, Christian.
L'IS è un'entità della stessa tipologia di cui è fatta il Consiglio. Una piramide rovesciata. Solo che il Consiglio sembra ci aiuti e l'IS non tanto. No, siete belli forti qua. Però noi siamo la versione iperpotenziata al massimo. Aia. Non sparate. Ah, ok, tanto comunque c'è un po' di fight, non ti preoccupare. Attenzione. Finiti? No. Ecco qua. Allora, forse qualcun altro giù. Difatti, eccoli qua. Occhio. Allora, penso che siano quasi finiti. Ocio. Un po' di energia presa. Ciao. Gioco, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Erano proprio quei due nemici ad essere pesanti. Aglia. Oh no. Oh no. Non si fa questo, non si fa troppi nemici, troppe cose tutte insieme. Quello là invisibile ancora in giro?
No, no, tanti, tanti, tanti e brutti. Attenzione. Ok, tutti? Tutti morti? No, altro giro di campo. Ok, così. Scusa. Dovrebbero essere quasi finiti. No, siete buoni. Si vede una benemata. Quando non si vede niente c'è problema. Ok, fatti tutti di qua. Finiti? Passaggio? Ok, grazie. Lì c'è Dylan. Cosa? Cos'è che non ti trovi? Crit, ti conviene non spostarti. Ok, si mette in pausa. No, no, pensavo non si potesse stoppare. Ok, vai. Che devi controllare? Ok, dimmi tu quando posso ripartire. Ok, dimmi tu quando posso ripartire. Mi controllo un attimo il telefono. Tu mi dici riparti e io rivado. Ui, Tizione Bello, buonasera. Stavo proprio controllando poi i messaggi su Instagram e mi sono trovato il tuo bel visino davanti. Tutto bene?
Stavo aspettando un attimo che tornasse Christian, si è dovuto assentare un attimo nel momento Chloe. No, tutto bene, tutto bene. Sto riuscendo pian piano a risettare tutti gli orari. Ci stiamo risolvendo le serie e le cose che avevamo in sospeso. Quindi finalmente in un futuro non troppo lontano ripartiamo così come ci eravamo detti e già sai, tizio. Ah, ok, Cri, l'importante è che è tutto a posto. Dimmi tu se posso ripartire. Che è successo, Ti? Sei incinto? No. Tizio, noi l'altra sera stavamo giocando a Control, c'è uscito un nemico, il primo appena iniziata la live. Si chiamava Tizio. Ci dovrebbe essere anche la clip sul canale. All'improvviso ci hanno detto di ammazzare Tizio. Allora, nel frattempo faccio partire qua così Tizio mi scrive il messaggio. E stavolta è quello vero. Christian, abbiamo finito Control. Si è tenuta la seconda. Oggi era. E avevo capito che era tipo settimana prossima. Che avevo letto la notizia, poi non ho avuto modo per informarmi. Anzi, se mi mandi pure il link dove posso recuperare qualcosa, mi fai una grande cortesia. Allora, Cri, noi Control adesso l'abbiamo finito. Però secondo te, possiamo mai farlo finire così? Grazie mille, Tizio. Ci sono le secondarie. Ci sono anche i DLC che sono usciti successivamente per il gioco, Ci sono 2 DLC. Quindi abbiamo ancora modo di tornare. Chi ci dice che non ci siamo dimenticati qualcosa? Hanno fatto intendere che gli UFO non sono di origine umana, anche se molte informazioni hanno potuto... no, allora mi devo andare a vedere il video. Prego, che domande hai, Christian? Allora, di base di macro trama grosso, Liz è apparso in questa realtà. Jesse, inseguendo il fratello, è entrata in contatto col bureau e con le entità che le hanno permesso e l'hanno fatta diventare la direttrice. Adesso lei ha il pieno controllo del suo potenziale, avendo risolto anche la questione di Polaris, e adesso a capo del bureau si occupa innanzitutto di ripulire il casino che c'è ancora nel bureau, perché il collegamento con l'altra realtà da dove proviene Liz è stato interrotto, ma l'ha detto è ancora presente nell'edificio. E Dylan in ospedale.
Sappiamo che il bureau è conscio della situazione di Bright Falls e che sarebbe stato messo una struttura ricettiva lì, qualcosa per poter controllare la zona qualora potesse accadere qualcosa. Abbiamo avuto dei collegamenti sul bureau che sa più o meno all'incirca quello che è successo a Bright Falls. E cos'altro abbiamo secondo te di utile? Che ci sono dei programmi segreti nei quali finiscono i soldi dei contribuenti all'insaputa di tutti. Programmi per il riconoscimento. Allora, se ci sono le prove concrete, a questo punto tiratele fuori. Uno, perché sono soldi pure dei contribuenti che vengono così gettati quando se ne potrebbe fare un uso molto migliore, sinceramente. No, appena puoi mandamelo, perché così quando sto lavoricchiando, mentre sto facendo qualcosa, c'ho qualcosa sotto che mi intrattiene e mi tiene occupato col cervello. Cioè, credo che per le prove fisiche ufficiali ci vorrà ancora del tempo, però questo è già un passo. No, ma già se, ecco, iniziano ad uscire, vabbè, tizio di base, ste cose, pure già quando io avevo la tua giovane balda età, qualcosa si poteva pensare, giravano voci, c'erano caricature in giro che la situazione potesse essere così, ok. Però se ci sono già sul tavolo prove un pochino più concrete, che si può dire tutto ormai, però fino a quando non hai le prove di certe cose è difficili da accettare che già si sia arrivata ad un livello del genere, venisse spiegato il perché non può essere detto così facilmente ho toccato quell'argomento, almeno uno si mette il cuore in pace. Ciò che è per questo motivo qua. E quindi così finiva Control, con tante speranze che forse in qualche modo Alan poteva tornare. Fai conto, quando è uscito Control c'erano sempre i soliti rumor, le solite cose che giravano all'epoca. Remedy vuole far tornare Alan Wake, ci sono movimenti su Alan Wake, sì, sì, certo. Però non ho mai smesso di crederci del tutto. Ok, allora. La crisi non è finita, il tuo lavoro non è concluso. Abbiamo un nuovo completo. Abbiamo il completo da direttrice adesso. E abbiamo sbloccato alcune cose. Allora, andiamo un pochino qua. La nostra foto da direttrice. Il CSN. Questi sono tutti i documenti che abbiamo comunque trovato prima. Come fascicoli abbiamo il fascicolo del proiettore. L'oggetto è un proiettore con supporto verticale. L'oggetto crea. Vedere la presentazione del dottor Darling 26.1. Il solo per produrre con successo questo effetto è risultato nella cattura di... E lo abbiamo visto. Il legame dell'oggetto non è riuscito. La parautilità di questo oggetto non necessita legame.
No, 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 e difatti, tizio, questi sono proprio i video, le cose che ogni tanto mi piace seguire pure per avere altri punti di vista sulle cose. Scoperto quando l'agenzia ha risposto a vedere il documento sul caso evento alterato 24 per maggiori informazioni. Molti dei accompagnati erano vedere i documenti su C6 e su C7 per i dettagli. L'intero è stato trasportato nell'agenzia per l'analisi, dove sono stati scoperti altri materiali alterati. Quindi abbiamo anche un resoconto per quanto riguarda il proiettore. Allora, abbiamo anche le canzoni che abbiamo sbloccato e dal telefono rosso routine senza fine. Ok, tizio, dove ti è più comodo? Ti sto per fare una domanda, ma ho ottenuto risposta. Vedi? Il gioco sa, il gioco ti ha dato. Allora, diciamo che me l'ero calcolata bene, però abbiamo avuto quella mezz'oretta di ritardo. Io volevo finire per mezzanotte. Però così come la canzone che ti sto inviando, Cri. E chissà che cosa può succedere in questi 7 minuti, eh. Allora, quindi noi adesso che cosa possiamo fare? Completa le contromisure del consiglio, esplora le profondità dell'Oldest House e ci sono varie segrete e varie cosine da fare. Allora, noi innanzitutto se andiamo a vedere le missioni. Mm, un luogo oscuro. Mm, che strano. Non c'era prima sta missione, Cri. Un luogo oscuro. Mm. Beh, a questo punto direi attiviamo questa. Ti pare, Christian? Scusa, siamo qua. Cri, cortesemente fammi una clip. Qualcuno mi faccia una clip. Che non ho letto il nome del film e potrebbe essere estremamente importante sta cosa. Ok, grazie, Cri. Allora, le fondamenta. Si è sbloccata un'altra missione. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. No, noi non vogliamo le fondamenta, noi vogliamo il luogo oscuro. Allora, perlustra l'ascensore nel settore.
Sì, Tizione, grazie mille che sei passato e grazie mille per il link. Tanto stavamo per spegnere anche noi, anche perché io volevo arrivare qui. Dopo lo controllo e se caso mai mi dà problemi o altro ti rispondo stesso là sotto. Christian, Christian, carissimo, carissimo e giovane ragazzo che hai scelto di addentrarti anche tu in questo cunicolo di pazzia. Tu hai visto chi è apparso, no? Buonanotte, Tizione. E mi raccomando, fai tanto e sano manzo. Christian. No, ti sto lasciando, Christian, con una buona notizia che adesso posso finalmente dirti. Quando uscì Control, iniziarono a girare rumor sui contenuti dei DLC e ne uscirono di tutti i colori, salvo poi una, visto che il DLC veniva indicato con le seguenti lettere A, W, E. Visto un po' i documenti che si trovano, visto tutte varie situazioni intrinseche che affronteremo molto presto, venne presto fatto un pochino intendere, un po' rumoreggiato, un po' fatto sperare, soprattutto per me, che il DLC alludesse ad una certa Alan Wake Experience. I due DLC uscirono. Il primo è Le Fondamenta, l'altra missione che ci ha dato. Finalmente che gioia poterti dire che questo è l'inizio del secondo DLC di Control. Tutto, Christian, T-U-T-T-O, su Alan Wake. Christian, non dovremmo cercare cose. Christian, è un DLC a tema Alan Wake. Bello cicciotto, Christian. Christian. Quindi noi adesso torniamo indietro. L'obiettivo già ce l'abbiamo. Christian, devo motivare anche chi si sta recuperando Mica posso dare tutto insieme. Un po' alla volta. Christian, abbiamo fatto 3 ore di live oggi. Mica pizza e fichi. Poi sono riuscito a portarti dove volevo. Non ti potevo dire, Cri, vieni che facciamo il finale e ti faccio vedere che c'è un DLC su Alan Wake. Non lo potevo fare. Te ti veniva un infarto. Scusami, Christian. Allora, noi abbiamo gli abiti. A questo punto usiamo gli abiti del direttore. Ci mettiamo un pochino di energia in più. E anche un po' di energia in più. Tu capisci che segreto ho dovuto tenere io nei tuoi confronti dall'inizio di Control? Tu te ne rendi conto? Tu capisci cosa può significare, cosa poteva significare per me dopo 13 anni di totale silenzio un DLC su Alan Wake? Minchia. Che cazzo stai dicendo? Quindi la prossima volta partiamo da là. Sei contento? Tu credevi che era finita e che non ci sarebbero state più notizie, e invece no. Quindi tu adesso sogna, pregusta che noi già comunque a livello di trama principale, io il collegamento ATI Old Gods, io lo terrei ben segnato da qualche parte. Il signor Alan lo abbiamo visto e ne vedremo ancora, quindi
No, 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 non sono affatto futili, anche perché non ti dimenticare che noi abbiamo comunque scoperto che nel bureau c'è questa infestazione di muffa, questo fungo, questo parassita. Quindi comunque c'è qualche altra cosa che non va. E visto che comunque siamo la direttrice del bureau, ce ne dobbiamo occupare. Però a noi Cree, che ce ne fotte? A noi una cosa interessa. Quindi prima abbiamo fatto il dovere finora. Abbiamo salvato il bureau dall'IS. Mo' ci tocca il piacere. Sto sbagliando? Noi adesso ci facciamo prima il DLC di Alan Wake e poi ci facciamo le secondarie e le fondamenta. Chiudiamo tutto il cerchio e passiamo a Quantum Break. E ti svelo il trucco, anzi ti svelo l'arcano. Sai perché ti ho contattato proprio all'improvviso e dirti facciamolo? Perché mi sono collegato oggi al computer, sono riuscito ad avere un'oretta libera per poter tornare a seguire pure io qualcosa su Twitch. Ho aperto e mi è apparso Sabaku che provava Alan Wake 2, quindi ho detto no. Ho preso il telefono, mandato un messaggio a Christian, Christian il segnale è arrivato. Quindi ringraziamo Michele che ha permesso a questa live di esserci stasera. Quindi Cri, io stacco. Noi ci vediamo domani. Vedo un pochino come sono le cose, se continuiamo Mori o se continuiamo The Coma. Vediamo un pochino. Quindi spero che tu ti sia divertito. Perdonami per la voce e per le tante parole sbagliate, ma non ce la faccio più con la gola, ma si tiene duro. Ci sentiamo domani, Cri. Buonanotte. Yam, Yam che in 2 giorni hai avuto 6 ore tra Alan Wake, Control, Ati, di tutto e di più. E io ho dovuto aspettare 13 anni. Ricordiamoci sempre queste cose. Stai facendo una pancia piena, Cri. Buonanotte. Poi io dico che il finale di Alan Wake 2 è quando